Un tracciato squisito tra Milano e Cortina tra il mondo dell'agricoltura e quello dello sport. Così la Fiorida di Mantello, agriturismo d'eccellenza nel cuore della Valtellina, ha ricalcato e descritto le terre dei Giochi Invernali 2026, occasione nella quale il Nord Italia dovrà essere unito, stretto in un abbraccio rivolto al mondo che valorizzi senza mai rendere uniformi le proprie eccellenze. È stata questa l'idea alla base dell'evento Il Bitto e le Stelle, una serata che ha riunito in un unico spazio ben 18 chef provenienti dalle aree che dividono, ma in questo caso uniscono, il capoluogo lombardo alla regina delle Dolomiti. Incordata ai fornelli nella splendida cornice dell'agriturismo, gli chef hanno saputo caratterizzare ogni zona, da Milano alla Brianza, dal lago di Como alla Valtellina, dalle Dolomiti fino a Cortina, senza mai dimenticare che il futuro richiede salvezza e per salvezza si intende sostenibilità. Il Green Ranch della famiglia Vanini, fondato dall'imprenditore Plinio Vanini, noto anche per essere il titolare del gruppo Auto Torino, è oggi gestito da Viola Vanini. Prossimamente la sostenibilità della filiera di questo agriturismo, già stella verde Michelin per una filosofia ad assoluto chilometro zero, diventerà ancora più concreta, grazie a investimenti in energia rinnovabile che la renderanno del tutto autosufficiente. Il turismo, in questa missione, non gioca una partita meno importante e per vincerla, secondo Plinio Vanini, che ha parlato alla presenza del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, occorre che privati ed enti pubblici collaborino strettamente. Secondo l'imprenditore, infatti, mancherebbe la capacità di alimentare un sogno che sia realizzabile, specie per i più giovani. Il percorso imprenditoriale, invece, dovrebbe suscitare in tutti quell'ottimismo che poi è capace di superare anche i periodi più difficili. Un consiglio che dall'eco del non così lontano occidente lombardo echeggia anche in Veneto, dove la ricerca per un turismo circolare ha ancora qualche anno per adeguarsi alle aspettative del suo evento internazionale più importante. Normalmente siamo abituati a vivere in un paese fantastico, eppure parliamo sempre male di questo paese. Per noi è importante testimoniare che con i fatti, con gli investimenti e credendo in un progetto si può dare un contributo al luogo in cui si vive.